buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Candiani Factory. Gli ospiti di questa sera di Candiani Cabaret sono i Rospi. Vedremo poi il cortometraggio di Raccontare Mestre Solo un'ora in più di Blanca Estela Rodriguez. Seguirà l'intervista all'assessora alle produzioni culturali Luana Zanella. Vi salutiamo poi con l'agenda degli appuntamenti della settimana al Centro Culturale Candiani. Buona visione! Bentornati a Cabaret Candiani, ovvero te le ricordi Chiara Candiani? Questa sera la squadra dei nostri comici è capitanata dai Rospi. Tu metti una camicia così e chiedi a noi cosa vuol dire far ridere. Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! I nostri padroni di casa oggi sono i Rospi! Sai, io ero molto amico di Chiara Candiani. Lo so, me l'hai detto. Mi ricordo questa sua enorme passione per la mitologia. Infatti Ulisse si trovava ancora a Troia. Vorrei vedere dopo 10 anni di guerra. Non rovinarmi una delle pagine più belle della mitologia. No. Anche perché Ulisse era un eroe. L'eroe lo faccio io, anche perché mi sento proprio eroe dentro. Sì, fallo tu Ulisse. Sì. Tanto è nessuno. Ulisse l'eroe sprezzante del pericolo. Sprezzo il pericolo. Ulisse a cavallo della sua armata. Cavallo goloso. Il suo cavallo, Ulisse. Sì. Ulisse era un eroe. Guarda che eroe. Ulisse era valoroso. Guarda, sono valoroso. Ulisse era astuto e intelligentissimo. Ecco, qui devi fingere bene. In che senso? Nel senso che non è facile da interpretare Ah, per te. Ulisse inoltre era bello. guarda come sono bello. Ulisse era amato dalle donne. Guarda come mi amano le donne. Perché aveva lo sguardo intenso, Intenso. il corpo muscoloso, la mascella quadrata, la barba incolta, Colta. lunghe fluenti chiome sulle spalle. Tu sei un gran bastardo, però. Non è colpa mia, te la prendi con Omero che l'ho descritto così. Ma tanto era cieco. Ma loro ci vedono. Vabbè, allora cosa faccio? Non faccio Ulisse? No, E allora chi fa Ulisse? l'eroe narratore. Lo faccio io. Vabbè, ma allora io chi faccio? Fai Macaone. Macaone. C'hai anche la faccia. Era Da uno. Macaone. Macaone era uno importante. Ah, sì? Sì. Prima della guerra Macaone si era dedicato col fratello Podalirio alla medicina. Bene. Sì. Purtroppo prima della guerra gli portarono via tutti gli averi. Poverino. Sì, sì, la sì, moglie lo tradì ripetutamente. Pure? Sì. Gli violentarono la figlia. Ma come la sì. figlia? Anche il cavallo. Cavallo goloso. No, il suo cavallo. Ma poi finalmente, Sì. prima della guerra, Sì. fu ucciso da Euripilo. Ok. È bello sentirsi amati dai propri amici, però. Quali amici? Non ne ho. Appunto. Nel frattempo la guerra era finita. Finita. Ulisse per vincere aveva adottato lo stratagemma del pony di Cicciolina. Il cavallo di legno. Cavallo di legno. Sì. Ok. Sì. Però non riusciva a ritornare in patria. No. Perché Ulisse aveva inviso tutti gli dei. Sì, in viso una pelle grassa, uno schifo. No, carrettino, inviso vuol dire che gli aveva contro. Ah, contro, sì, contro. Iniziò un lungo peregrinare Lungo, che sì. durò 10 anni. 10 anni, sì. La prima tappa di questa lunga peregrinazione Sì. di Ulisse fu nella terra dei lotofagi. Chi erano i lotofagi? Erano i mangiatori del fior di loto. Il fiore veniva fatto essiccare e servito in 3 piatti unici. Il famoso terno secco al loto. Dopodiché, salpando, Ulisse arrivò con i suoi uomini nella terra dei ciclopi. Chi erano i ciclopi? I ciclopi erano dei giganti, Sì. forti, cattivi, sì. perfidi. Il padre, che ne temeva la forza, Sì. li aveva infatti relegati nel Tartaro. Sì, li aveva resisterili col dentifricio aumenta d'Enpi. Ulisse e i suoi uomini si imbatterono nel più feroce Sì. di questi ciclopi, Polifemo. Fin da piccolo questo ciclope era agitatissimo al punto che il padre soleva dirgli: ma sta un Polifemo! Non c'è niente da ridere, No. anche perché la visita di Ulisse a Polifemo era costata un occhio della testa. Sì. Per fortuna il nostro ciclope era sano da un punto di vista cardiaco. Logico, occhio non vede. Ecco, dopodiché Ulisse salpò e arrivò dal dio Eolo. Qui Sì. il dio Eolo regalò a lui un otre contenente i venti contrari. Sì, i venti contrari, perché a favore ne ebbe solo 18. Sì. Dopodiché Ulisse salpò alla volta dell'isola della maga Circe. Sì, è vero. La maga Circe però aveva trasformato tutti i suoi uomini in maiali. Esatto. Perché vi aveva trasformati in maiali?
perché non sapevamo, come porci. Sì. Dopodiché Ulisse salpò alla volta dell'Eni, qua di Mestre, dove si fece legare dei suoi uomini ai cancelli per ascoltare tutti i giorni alle 17:30 il suono delle sirene. Finalmente Ulisse, dopo lungo peregrinare, Sì. approdò in un'isola meravigliosa. Quale? L'isola di Ea, dove regnava la ninfa Calipso, Calipso. che non poté fare a meno di innamorarsi di lui. Ecco, questa dea dovette amare per ben 7 anni il nostro eroe. Ecco, capisci perché Ulisse non potevi farlo tu, no? L'Algida per l'evento confezionò un gelato celebrativo. Il Calippo di Calipso. Sì. In medio stat virtus. Cosa vuol dire? Che la mia virtù sta nel mezzo. Ubi maior minor cessat. Deve andare in bagno? È latino, lasciamo perdere. Ulisse ormai era rimasto solo. Aveva perso tutte le navi, tutti gli uomini. Solo, naufrago, disperato. Fu raccolto in una spiaggia nella terra dei Feaci da Nausica, la meravigliosa figlia del re, che non poté fare a meno di innamorarsi di lui. Che sfiga tutte, questo Dove qua è andavo timbrate, lì? dove andava questo qua, Fra l'altro la bellezza della ragazza non aveva uguali. No. Infatti tutti lei dicevano: Nausica, sei proprio un gran bel pezzo. Di ragazza. Ok. Così, dopo 10 lunghi anni, Sì. Ulisse, aiutato da Nausica, Sì. ritornò ad Itaca. Ma appena arrivato in patria, Sì. trovò la reggia completamente occupata dai proci. Sì, c'erano proci dappertutto. No, Guarda, no. c'erano Lallo, Boffo dando il capontino con 2 O finali per non lasciar dubbi. Ho detto proci con la P. Con la P. Ulisse qui si fece riconoscere e aiutare da uno dei suoi 3 figli, Chi? Telemaco. Sì. Ne ebbe altri 2 in età avanzata. Chi? Sì. Telemarket e Telechiara. Sì. Sì. Ecco, però Telemarket se ne andò di casa subito per seguire una donna bruttissima che passava tutto il giorno a dipingere una mostra di quadri. Infatti, chiamati a sé gli altri 2 figli, li apostrofò così: almeno voi 2 non fatemi questi sgarbi. No, ecco, però non aveva più il coraggio di ripresentarsi alla moglie Penelope. Logico, una donna strana, una faceva e una ne disfaceva, certo, finché una sì. notte Ulisse decise di liberare la sua reggia dai proci, Infilandoli uno ad uno. con le frecce del suo arco, le frecce e liberò dell'arco. la sua reggia, Sì. dove visse per molti anni ancora con la moglie e i figli. Sì, ma in modo pigro, lento, lasco. Reggia che non abbandonò più, sino alla fine dei suoi giorni, Fasti non foste a vivere come bruti. ma per servir virtute e conoscenza. Ecco, però io questo finale non l'ho capito. È logico. Dante, 23esimo canto dell'inferno, cosa dice? Cosa dice? Che Ulisse non era un naufrago casuale, ma no. volontario. Voleva naufragare. Dove andava? Conosceva. Siamo tutti figli di Ulisse. Più Omero. Sono Bandelli, presidente dell'associazione Arrapa, ovvero Associazione Rapper Redenti Adesso Più Autonomi. Troppo spesso i giovani sono vittime di queste mode hip hop che li costringono a vestirsi con dei pantaloni dal cavallo talmente basso che è impossibile per loro salire sull'autobus. Anche schivare per strada le cacche di cane è difficile. Non solo. Questa moda infame, anche un semplice saluto li costringe a far le corna in continuazione. Yo. Ma oggi, grazie ad Arrapa, potrete liberarvi da questa schiavitù. Un percorso che farà in modo che riuscirete a chiamare i vostri amici per nome: Gelindo, Attilio, Ada, e non più fratello, sorella, staci dentro. E ve lo dice Bandelli, un tempo capo di una band di street dancer e oggi manager con splendida segretaria al seguito. Un percorso di autoaiuto farà sì che nulla potrà più farvi tornare indietro in questo baratro. Neanche l'incontro di vecchi amici per strada?
gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa, quando la trovarono strangolata sul letto. Il movente poteva essere quello della gelosia. Geloso io, figuriamoci, disse Otello. Non vengo dall'Iraq, peggio, vengo dal bagno. E il bagno è pieno di insidie, è una giungla, è pieno di nemici. Pensavo di aver vinto la guerra. Ha ucciso la bilancia e rotto tutti gli specchi del bagno. Lo scoppino del bagno aveva già alzato bandiera bianca in segno di resa, ma niente. Sono ancora in battaglia contro i talebani. Chi sono i talebani? Sono i nemici, quelli che si annidano nel bagno e ti aggrediscono appena entri. La pinzetta, bastarda, e la ceretta, altro che guerra chimica. E la crema anticellulite? Cosa fai lì nell'armadietto? Perché mi guardi così? Che cosa vuoi insinuare? Sì, quando uno entra nel bagno è come andare nel campo di battaglia. E ne sa qualcosa è il mio vicino del piano di sopra, eh? Quando va in bagno lui, certi bombardamenti. Preoccupante, eh? Però adesso è l'ora dell'offensiva. Non tengo problemi, de armi nel bagno ne trovo quante ne voglio. Soy meglio di Uma Thurman, Kill Bill. Talebani, siete morti, ve faccio a pezzettini, ve stronco! Vieni, vieni, Zappalà. Zappalà, Francesco, vieni. È facile, è cabaret. Vieni, tranquillo. Vieni, tranquillo. Dai. Dai. È solo cabaret. Guarda, Stanislaschi l'abbiamo fatto, no? Il diaframma l'hai provato? Tranquillo. Poi la barzelletta è facile, nelle tue corde. Tranquillo, facilissima. Allora, mi ascolti? Tranquillo. Allora, una mosca. Una mosca arriva davanti a un muro e cosa dice? Scavalco. Facile. È nelle tue corde. Ce la fai. Tranquillo. Se hai problemi, sei il mio cellulare. Mi chiami. Tranquillo. Vai, forte, Zappalà. Spacca. Pum. Stanislaschi, diaframma. Scavalco. Pronto? Senti, io la corda non l'ho portata. È nelle mie corde. Vabbè, allora racconto la barzelletta. Pronto? È una mosca cieca. È cieca perché ha sbattuto contro il muro. Ho capito, e ora racconto. Non la posso fare, gli facciamo il miracolo, tanto siamo su Telechiano. Va bene. Una mosca che ha avuto il miracolo, che prima era cieca, poi ci vede. Va davanti al muro e dice, questo è il muro del pianto. Pronto? Era per dare un tono, una trama. Ho capito? No, ma che me è il cabaret, te l'ho detto. Vabbè, finisco. Allora prende
davanti al muro del piano dice io rido. Ora la scavalco. Pronto? Ho sbagliato tutto? Ah, non era così, nessuno ha riso. Va bene, io te l'ho detto, senti, mettiamo un muro tra me e il cabaret. No, perché a me il cabaret, te l'ho detto, mi fa cagare. Ecco. La vena comica si sta esaurendo, ma qualcuno sta setacciando le migliori battute per voi. E siamo noi, cacciatori dell'oro del Klondike. Vero, Bruce? Sì, e ne ho già vista una. Sì, ma non me la freghi come al solito. Chi è quello? Oh, ecco qua. Ho visto dei pelle rossa con il numero 12, 13 e 14 sulla schiena. Erano le riserve indiane. Non l'ho capita. Vieni che te la spiego. Le riserve. Ah, erano senza benzina. Ma no, la benzina non c'era. Ha finito il gasolio. Ma vabbè, ma allora. La donna per cui sono deperito 7 etti questa settimana non è questa, ma è un mio ricordo dell'adolescenza in realtà, che è tornato nella mia vita. Era la ragazza delle superiori, quella che abbiamo adorato tutti, praticamente la donna con cui ho fatto l'amore per tutte le superiori senza che lei peraltro lo sapesse. Mi ha chiamato, sono riuscito ad andare a casa sua perché mi ha detto vieni, ti devo parlare, so che è tanti anni che non ci sentiamo, però vorrei raccontarti. Sono andato a casa sua, ero pronto, fiori nella mano destra, profilatici nella tasca interna della giacca. Non è che ero ottimista, però scadevano, dico li porto e non si sa mai. E come entra, mi accoglie, grandi feste, c'era il primo momento di imbarazzo, allora abbiamo cominciato a parlare in generale di un po' di tutto. Le ho raccontato del mio lavoro, le ho raccontato, non so, per esempio di quella volta che a uno spettacolo proprio davanti c'era seduto uno, cresta di capelli viola, orecchini dappertutto, persino sulle orecchie, canottiera traforata con sotto un tatuaggio con la scritta "Sono più montato di un mobile dell'Ikea", pantaloni con le frange, stivaletti a punta modello "Sterminiamo le formiche negli angoli". A fine spettacolo viene da me e mi dice: certo che voi artisti siete gente strana. Io l'ho guardato e gli ho detto anche voi alieni, e questo ha chiuso il discorso. Poi abbiamo parlato d'altro, io ho cominciato anche a inventare. Ho detto sai, io facevo l'impresario di pornostar, poi ho smesso perché ho scoperto che come impresario mi spettava il 20% di tutto quello che prendeva lei, e con le pornostar non conviene. Poi aveva detto, rimasta turbata, ha detto vabbè vado un attimo in cucina. Mentre era in cucina sentivo che canticchiava. Allora così le ho urlato, le ho detto ah stai cantando, ma fai la cantante anche di lavoro? E lei mi ha detto no guarda canto ogni tanto così, non so, a volte sotto la doccia. Ah, mi piacerebbe venirti a sentire qualche volta. È tornata ancora un po' cupa, mi ha messo davanti delle lasagne, ho cominciato a mangiare e mentre mangiavo la guardavo negli occhi e così, era veramente bellissima, io ho proprio faticato a finire la terza porzione di lasagne. A un certo punto lei mi dice, sai c'è un motivo per cui tu sei qui questa sera. Dico dimmi, non c'è problema. È che io sono stata innamorata per anni di uno non proprio bello, però molto intelligente, anche un po' paccioccone. Io ho pensato, dai, è giunto il mio momento, dai, ci siamo. È giunto il momento love story della mia vita. No, lì lei moriva un momento. È giunto il momento il paziente inglese della mia vita. No, lì moriva lui. È giunto il momento ghost della mia vita. No, lì lui era già morto fin dal principio. Ma è una sfiga nei film d'amore che è pazzesca. Allora a questo punto mi carico, le ho detto, dimmi il suo nome e lui ti bacerà. Ma no, non è possibile. Dimmi il suo nome e lui ti bacerà. E lei urla, Giuseppe! Chi cazzo è Giuseppe? Giuseppe, dico guarda avrà trovato traffico, voglio dire, non lo so. No, sai, voglio parlartene perché è una cosa che proprio mi è capitata. Giuseppe è uno un po' particolare, l'ho conosciuto, mi piace molto perché si vede che dentro ha una scintilla. E io mi sono chiesto, ma perché tutti quelli che dentro hanno una scintilla non muoiono di autocombustione?
alla fine lei mi ha detto, senti, posso andare avanti a parlarti di lui? No, dico, guarda, c'ho un documentario sui coleotteri, mi parte alle 11:30, volevo vederlo. No, vabbè, ma forse è più importante che io ti parli. No, è più importante il documentario sui coleotteri, per piacere. Ciao, è stato bello, ci siamo visti, ciao. Sono uscito, pum, sbattuto la porta, arrivato a casa, è stato il tipico sabato del villaggio. Cioè ho capito due cose. Prima cosa, i documentari sui coleotteri sono una figata, ragazzi, guardateli perché ne vale la pena. Seconda cosa, Chiara Candiani, per quanto ci giriamo intorno, era un'altra cosa. Vabbè. È proprio vero, lei, il problema con le donne, sindaco, io non ce la faccio, con le donne ho sempre problemi, sono imbacciate. Signore, lei è maestra di seduzione, mi hanno detto. Non è che mi dà qualche dritta con le donne che mi... Ma non c'è problema, ce l'ho io una dritta che fa per lei. Sì, se è dritta come il suo fisico, stiamo a cavallo, stiamo... Innanzitutto bisogna individuare una preda da cacciare. Guarda, io ho capito che l'uomo è cacciatore, ma io preferisco la pesca, sa, mi piace. No, lo so, ma lei pesca solo cozze. Ma magari è un problema di attrezzatura. Lei di che attrezzo è dotato? Scusi, per la pesca oppure per... Stendiamo un velo pietoso. Individuata la preda, si lancia uno sguardo assassino. Scusi, ma questo è uno sguardo suicida, no? Assassino. Poi si passa ufficialmente a fare la dichiarazione. Questa la so, con le dichiarazioni so forte io, soprattutto quelle dei redditi. No, quelle interessano solo alle prede che seguono la tecnica detta Briatoris, che però richiede investimenti in beni di lusso. Lei ce l'ha una casa ai tropici, una barca, un'automobile. Tengono un gommone e una roulotte attraccata a punto sabbioni, non so se... In questo caso si passa alla tecnica mortus famis, altrimenti detta de Parmalat. E sarebbe? Le fa una dichiarazione dei redditi falsa e la fa vedere alla preda. Allora arriva io, Renata Di Giacinto dall'Intendenza di Finanza. Ma che stiamo scherzando? Ma mi metto a fare io la dichiarazione dei redditi falsi. Ma che si matti, questa è la dritta? Figuriamoci la storta allora. No, la prego, non faccia cadere su di me la mannaia del fisco. Non mi sfiguri. Ma che sfiguro? Quello non serve il fisco, ci ha già pensato la natura, ci ha già pensato. Senti, accomodati, va. Che stai matta, Quando finisce la puntata... Buongiorno. Ecco un'altra qua. La pizza? E mi hanno ordinato una pizza battuta. Per non sbagliare ho portato sia la pizza che la battuta. La battuta è che io per Pasqua ho fatto sono andato a fare una gita fuori porta e sono rimasto 48 ore sul pianerottolo. E questa invece è la pizza. Ho capito. Prego. Mi sa che è meglio la pizza della battuta, però, lo sai. Grazie lo stesso. Arrivederci. Arrivederci. E vissero felici e contenti. Felici e contenti che cosa? Mi ha lasciato quel bastardo. E per una biondina con le treccine e la mantellina rossa. Che la mantellina rossa poi non ce l'hanno più neanche al Cremlino. Lui poi, un vecchio lupo navigato che perde il pelo ma non il vizio. Me l'ha anche detto. Ne voglio una più giovane. Ma come più giovane? Voglio dire che quella, cavoli, quando io ero giovane, già andava a perdersi nel bosco, me l'hanno raccontato. E comunque io lo so come l'ha conquistata. Le conquista tutte allo stesso modo. Guarda che orecchie grandi che ho. Guarda che bocca grande che ho. Guarda che naso grande che ho. Fatti due conti e vedi che ti conviene. Ma stavolta giuro che lo frego. Stavolta... Scusate. Pronto? Cacciatore? No, sto giro veramente me lo fai secco. Non paralizzato, secco, ok? Perché per me è sempre così che va a finire. C'era una volta e adesso non c'è più. Ecco il tenente Terreone, meglio conosciuto con il soprannome di Terrone. Al suo fianco lo scudiero di fiducia,
che unisce ad un linguaggio fornito un intelletto superiore ed è quindi considerato la migliore guida stellare. Il suo nome è Armando. Però Armando è sempre in ritardo. Una volta Punto, che... manna! Oh, è arrivato. Bongoda. Si giustifichi. Itta badonga. Cosa? Ha caricato l'astronave di animali. E per quale motivo? Itta badonga. Cosa? Si predice un nuovo diluvio. Ma come facciamo adesso? Ma Bongoda. Itta badonga. Ma cosa ha caricato? Ah, i bisunti ha caricato. Ho capito. Senta, ma cosa sono quegli animali tutti spiaccicati per terra? Ittaba. Bongoda. Ci camminano tutti sopra. Ma sono le zebre. E gli dica di levarsi di là, no? Ittaba donga. Cosa? Bongoda. Cosa c'è? Ittaba. Un cane che ci prova con le cagnette. Porco cane. Bomba. Ma senta, cos'ha in quel sacchetto? Bongodaia. Ittaba donga. Faccia vedere. Bongodanga. Ma è il coccodrillo questo. Gliel'avevo detto che prima o poi gliele facevano le scarpe. Bongoda. Faccia vedere. Il daino. Se non la smette con le diete. Bongoda. Senta, se lei dice direi che possiamo andare. Cosa succede? Perché andiamo così piano, Armando? Bongodaia. Siamo troppo carichi. Se ne liberi un po'. Guarda, gli uccelli a me non li leva via. Loro continuano da soli, no? Bongodaia. No, senta, signor Sifredi, no, non a lei. Lei cosa fa? Non si muova troppo. Mi sposta tutta l'aria, fa venire fuori la polvere. Bongoda. Un acaro, Armando. Acaro. Cosa c'ha? Che cosa c'ha, Armando? Cosa? No, guardi in alto. No. È anche allergico adesso. No, Armando, no, guardi in alto. Oh. Ah, ecco bene. No, Armando, no, per favore, no. Ce ne siamo liberati. Bene, senta, allora, questo pianeta, quando arriviamo, Ma cosa si fa la conta tra 6 e 6? Qual è il pianeta giusto dove atterrare, Armando? Questo, è sicuro, atterriamo. Quello. Questo qua. Ormai ho già atterrato. Buonasera, che strana gente. Ma i nostri eroi sbagliarono ancora e sbarcarono sul pianeta Petula, dove gli aspettava una sgradita sorpresa. Una puzzola, Armando! Bongodanga! Va via, sporco coniglio. Oh là là! Oh monsieur! Oh, mon amour! La torre fait, les crèmes Suzette! Du marron glacé! Armando, mi aiuti, mi dia una mano, Armando! Badunga! Bongodaia! Oh là là! La vraie magique! Le mie parfum préférés! Bongoda! No! Mon chéri! Armando, scappi, Armando! Mon chéri! Beh, buonasera. Se adesso non c'è nessuno, potrei dire io qualcosa, perché a me piace tantissimo il teatro. Vorrei un lavoro che sia meno precario, allora vorrei fare l'attore di cabaret. Io però mi chiamo Roberto Serafini, sono uno studente universitario fuori corso e studio a Padova. Padova è una città straordinaria, poi a me piacciono molto i padovani, perché sono gente che è fiera della propria appartenenza, sono orgogliosi. Pensate che la prima volta che sono andato a Padova ho visto anche la scritta Padova, zona fiera. Comunque ho scritto anche delle cosine meno agghiaccianti, spero. Oh, sentite qua, fantastico. Mio cugino è grasso, suo padre è grasso, sua madre è grassa e i figli sono grassi. La tipica famiglia allargata. Con tutto il rispetto per il nostro sindaco. Grazie. I miei genitori sono divisi, lavoravano con il mago Silvan. Ho un pianoforte a coda e quando si muove vuol dire che è allegretto. La prossima volta metto un po' di diavolina sotto, allora va. No, scherzo, siete fantastici. Il 77% dei sondaggi sono errati, forse anche questo. Ho un amico gallerista che sta andando in fallimento, ha solo quadri che non contano e conti che non quadrano. Vi amo su per giù quasi tutti, più la signora in alto. Guarda. Ho bevuto un caffè lungo che mi ha tenuto sveglio tutta la notte, ho impiegato 8 ore a finirlo. Bene. Grazie. Già.
Con Chiara Candiani hai sempre un posto in prima fila. Che bello. Io sono fortunato. Ieri ho chiamato l'892 e la signorina mi ha dato il suo numero di cellulare. Ieri ho chiamato l'892 e la signorina mi ha detto: chi cacchio ti ha dato il mio numero? La signorina mi ha consigliato un ristorante vicino a casa, ci sono andato, ho mangiato benissimo. La signorina mi ha consigliato un ristorante dall'altra parte della città, sono andato ed era chiuso. Al ristorante ho fatto amicizia con il cuoco, un vero playboy. Mi ha inserito in un giro di ragazze bellissime. Al ristorante ho fatto amicizia con il cuoco, un vero gay. Mi ha inserito. Buonasera. Sono Luigino Marchetti, quello che ha comprato casa Vicenza, dentro la base NATO. Va tutto bene, ci divertiamo, ci parliamo, opinioni varie sullo sport, la guerra, la musica. Loro mi parlano di Elvis Presley, Springsteen, io di Don Bacchi, Cotugno, solite cose. L'altro giorno c'era un cagnolino che si era perso nel giardino, no? Vicino ai miei nani. Allora io l'ho preso, era senza targhetta, l'ho portato in casa, gli ho dato da mangiare, l'ho chiamato Fuffi. In realtà si chiamava FK25. Era un cagnolino da laboratorio. Gli avevano messo al posto del dente una capsula con un microchip. Ora, alla base sono ragazzi. La sera bevono e la notte bombardano. Così, per farmi capire che volevano indietro FK25, hanno fatto un ride notturno nel mio giardino e mi hanno impressionato i nani. Gongolo è depresso, Pisolo non dorme più, Eolo scoreggia e mi hanno rapito Cucciolo. Partita abbiamo iniziato a parlare, no? A dire come facciamo una contrattazione. Una settimana. Loro tutti fuori dal giardino. Ridacci FK25, altrimenti facciamo fuori il nano. Calma, datemi una prova che è ancora vivo. E mi hanno spedito una foto con il topolino della settimana. Ho detto, non ci credo, datemi qualcos'altro, un qualcosa di suo. E mi hanno mandato la sua zappetta. Ho detto, non ci credo, fatemi sentire la sua voce. Idiota, è Cucciolo, non parla. Ah, è vero. Comunque ci siamo messi d'accordo, no? Ieri sera abbiamo fatto lo scambio alle 22 al circolo. Il problema è che Fuffi, no? Che è americano anche lui, mi aveva morso il braccio e mi aveva lasciato sotto pelle il microchip. Loro se ne sono accorti e hanno detto, vieni, che c'è una macchina per tirarlo fuori. Ho detto, va bene, arrivo stasera. Fa sì, hanno parlato di una macchina, una sezione. No, una vivisezione. Ci vediamo. Dubito, ma ci vediamo. Io da bambino giocavo moltissimo con il mio amico invisibile. Io da bambino non giocavo con il mio amico invisibile perché i miei lo mandavano a lavorare. Quando gli altri bambini mi volevano picchiare, il mio amico invisibile mi difendeva. Quando gli altri bambini mi volevano picchiare, il mio amico invisibile mi teneva. Mi manca tanto il mio amico invisibile.
Grazie, signora. Tesoro! Increíble, ¿no? Buonanotte, popolo della notte! Dal vostro DJ della notte in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte è dedicata al mondo della finanza, al mondo delle banche, al mondo del marketing. Azionisti di tutto il mondo, chiamate qui in diretta su Radio Notte Fonda. Sento il telefono che squilla, chi sei azionista della notte? Sì, buonasera, sono Ines Cantamburro. Buonasera. Parlo con Della Notte DJ. DJ della notte. Sì, va bene, quello che sei. No, perché ho trovato un portafoglio smarrito per terra. Sì, io l'ho perso. Ecco, appunto, e nella carta d'identità gli era scritto proprio nome DJ e cognome Della Notte. Della notte, sì, sono io. Ma mi pensavo che fosse il suo nome d'arte. No, io mi chiamo DJ della notte, il mio nome d'arte è Alfredo Scatolin. Alfredo Scatolin? Sì, sì. E ora poteva fare una trasmissione che si chiamava Tutta la notte Alfredo. Che ho capito il gioco delle parole. Sì. Bella idea, ma lei ha trovato il mio portafoglio, è gentile a avermi chiamato. Sì, però, ciao, ma grazie. guarda, ho trovato anche tutti i tuoi recapiti telefonici, beh, ma chiaro. ho preferito chiamarti in radio per una questione di privacy. Ha fatto bene. Sì, non volevo scocciarti chiamandoti al 347 15 8249. Ma cosa fa? Ma dai il mio numero di cellulare in diretta. Ma insomma non sta mica inrabbiarsi, piuttosto che dica 85163 che è quello del bancomat, mi pare peso. Ma prego la regia di filtrare le telefonate. Pronto DJ, mi senti? Regia. Dai che te l'ho trovato il portafoglio, sta buon? Sì, ma guardi, dopo la metterò in contatto con una centralinista. Grazie per aver chiamato, però adesso io vorrei andare avanti con la trasmissione. Sa, si stava parlando di banche, di finanza. No, il mio argomento preferito è il pensa, guarda, ho appena finito un corso di finanza e cucito.
Scusi, ma che corso è Finanza e Cucito? E si chiamava Cucci e Ricucci, guarda. Gli era tanta di che gente che frequentava. Pensa che ho fatto amicizia con tutti i dipendenti della banca? Ah, sì? Adesso che entro in banca mi chiama a sirenetta. Per via della bellezza, immagino. No, perché faccio suonare tutte le sirene di allarme. Ma Ines, ma signora, non ha ancora capito che quando si entra in banca bisogna togliersi tutto quello che si ha in tasca. Beh, questa sì è filosofia di tutte le banche, diciamo. Cosa? Quella di cavare i schei dai tasche dei cittadini, se mi sei consentita. Ines, intendevo dire che si entra senza oggetti metallici. Come Sì, lo spiegare? capivo DJ, ma un ciodo in tel femore come faccio? A che asso è a gamba là, sporteo, in portineria, andiamo a... Guardi Ines, grazie per aver chiamato. Adesso se sa dirmi qualcosa del mondo delle banche, altrimenti metta giù, per Ecco, cortesia. vedi, questo è un punto debole perché mi non sei che sono tanta informata nel mondo della finanza. Ho notato. Andiamo in banca, che sei do che sta a sporteo, chi se muti, poretti. Ma andiamo, ma come fanno a essere muti due alla banca? Come fanno? Come fate a comunicare? Assegni, capito? In banca, assegni. Senti quante battute che ho stasera, Maria Legge. Traste telefonate. Ah, allora, sì. no, per cortesia, guardi, grazie per aver chiamato, ma adesso metta giù, che andiamo no, avanti. aspetta DJ, scusami, No, mi ancora. vorrei concludere se mi sei consentito con una classica poesia di Ines Cantaburlo che parla del mondo delle banche. Guarda, stavo aspettando solo questa roba qua. Sì, Immagino. vabbè, e allora, popolo della notte, popolo della banca, mettetevi all'ascolto di questa poesia declamata dalla nostra Ines. Conto su di te e sul tuo colorito vivo. Conto su di te e sulla tua pelle rugosa. Conto su di te e sul tuo essere succoso. Ma come si intitola? Conto arancio. Ti piace DJ? Guarda, senti quante battute che ho stasera, signore. Allora, guardi, mi tolgano curiosità, ma lei se li scrive i testi o qualcuno la aiuta? Ma insomma, mi arancio, diciamo così, e un'altra, so un posto di battute stasera. Ma te butto mi dentro un posto, regia, ma filtraste telefonate! DJ, non mi sento, pronto? DJ! Il loro aereo è precipitato su un'isola deserta. Loro tre sono gli unici sopravvissuti. Ora dovranno cavarsela da soli. Fossero almeno un briciolo intelligenti. E questi tre sono i migliori. Figuratevi com'erano gli altri. L'ambiente è ostile. La fitta vegetazione nasconde insidie. Chissà cosa si cela dall'altra parte dell'isola. Come passeranno il tempo? Visto che non potranno distrarsi nemmeno con passatempi erotici. Infatti, l'hostess ha fatto voto di castità. E quindi dovranno fare i conti senza l'hostess. Scusate, avete vinto?
Però 1 milione di euro! Cifre che ti cambiano la vita, ti fanno scappare su un'isola deserta magari, fatta di spiagge desolate, cocchi, palme, E le tasse, chi le paga le tasse? Sono 5 anni che non pagate tasse. L'arrivo io, Renata di Giacinta all'intendenza di Francia, ma vediamo. Dunque, se non sbagli ci stanno 20% di ritenuta d'acconto, detratta, l'acconto sulla ritenuta, l'IVA, l'IRPEF, l'INVIM, l'ILOR, l'IRCAS e l'INCAS. Ci sta pure l'INCAS, ci sta l'INCAS. Fa 1.280.000. Quando avete vinto? 1 milione di euro. Ma dovete 280.000 euro, forse. Avanti. Che fanno i denate? E l'arriva io! Allora qua casca la mannaia del fisco. Anzi, qua sotto il macete del fisco, veramente. E allora sequestro qualche cosa. Dietro sto biglietto mi sequestra... Ma sequestra questo. E dopo vedremo, dopo. Ma che ci faccio con questi? Cocco bello, cocco! Cocco bello! Buongiorno. È la prima volta che viene da me? Sì. Infatti, mi sembrava di averla già vista. Una coincidenza forse? Lei viaggia parecchio? No, almeno in questa vita. Si accomodi. Lì, sul divano. Lei è di Genova? No, Novi. Si faccia avanti. Grazie. Vive solo o con qualcuno? Vivo solo con qualcuno. Conoscevo una donna che aveva il suo stesso problema. Quale? Non ricordo. Sa, ho un problema, non riesco più a chiamare la mia ragazza Maria Rosa da quando l'han verniciata arancio. Come ne uscirà? Spremuta, immagino. Lei immagina spesso? No, però perdo spesso l'aereo. Io adoro volare. Sa cosa fece Icaro una mattina quando si svegliò? Colazione. È intuitivo. Mi pagano per esserlo. A proposito, sono 300 euro. L'arredamento è di Genova, ma i prezzi sono di Monte Carlo, Voilà. Voilà. Lei ha sangue francese. A giorni alterni. Ha la targa pari? E la sua? La mia ha vinto in trasferta. Certo che però quel rigore. Lo devo alla mia professione, non trova? Se cerco, trovo. Già. Senta, mi dica qualcosa sulla mia adolescenza. Sulla sua? Vabbè, certo, sulla sua sarebbe troppo facile. Vabbè, no? sì, è vero, sì. Allora, lei un giorno ricevette una cartolina che fu spedita da un suo compagno di classe che era in gita con i genitori a Venezia. Fantastico. La cartolina com'era? Ma non lo so. Ma lei ha gravi lagune. Guardi, è appena passato un gatto. Ma non era un gatto, sono scarpe da tennis. Secondo me era il contrario. Ah, perché per lei il contrario di gatto è scarpa da tennis? No, però quando torno da tennis ho la casa piena di gatti. Ma non faccia il furbo, insolente. Ma non volevo offenderla. Bene, caro stronzo, mi dica. Lei crede in qualche divinità celeste? No, sono daltonico. E se fosse cieco? Crederei. E se fosse muto? Muterei. E se fosse sordo? Capirei. Bella riflessione. Adesso mi ci specchio. Ma dicevo così per dire. Ah, lei dice sempre così per dire. No, faccio anche per fare. Mangio per mangiare, lavoro per lavorare e non trombo per abitudine. Pensi, io faccio per lavorare, lavoro per mangiare, mangio per vivere e vivo per trombare. Senta, le posso fare una confidenza? Solo se riesce ad insinuarmi un dubbio. Sa,
me ne devo andare perché ho una visita con uno psicanalista. Bene, anch'io devo andare. Ah, sì? Ho una partita a carte, Ah. sì. Con un becchino. Ah, gioca bene? No, bara. Senta, e il droghiere? Mente. E il medico? Mutua. E Vincenzo? Vince! Ci vediamo un'altra volta. O un'altra vita. E se rinasce cosa fa? Ha una festa per la risurrezione. Evviva, 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 evviva. Buongiorno. È la prima volta che viene da me? Sì. Infatti, mi sembrava di averla già vista. Una coincidenza, forse? Lei viaggia parecchio? No, almeno in questa vita no. Si accomodi. Lì, sul divano. M-O-N-A Mona! Medici ospedalieri non affidabili. Presto, lo stiamo perdendo. Rapporto. Uomo, arrivato dal pronto soccorso, agitatissimo, non riusciamo a fermarlo, è in preda delle convulsioni. E allora sedatelo. Sì, ma forse sarebbe meglio distenderlo. Allora distendetelo. Forse mancanza di calcio. E allora calciatelo. Mancanza di ferro. Ferratelo. Potassio. Potatelo. Sì, una pianta. E allora piantatelo. Ma Perché... sì, va là che vada, va là. Piantala anche ma tu, sì, perché ma ci va sono là. cose... mamma mia, hai sentito di quel ragazzo che hanno appena ricoverato? Chi, quello giovane? Ma sì, poveretto. Quello guarda. delle medie? Sì, quello che si è infilato un cacciavite nel naso. Ma Sti giovani d'oggi che si montano la testa, guarda. È incredibile, Oh, sai dove sono stato la settimana scorsa? Dove sei stato? Sono stato al convegno. E allora lo dici con quella faccia lì? Sono andato al convegno. E allora Al convegno, no? Non ho capito. Sono andato con l'infermiera di chirurgia. Ah, l'infermiera di chirurgia, Sì. quella che ci fa il filo da anni. Allora, dopo un report, il convegno, Sì. bevi qualcosa, mangio qualcosa, siamo andati a finire a letto. Sì, a letto insieme, capito? Ma bravo, e com'è andata? Benissimo, Ah, sì? Pensa che lei a un certo punto mi fa, professore, sa che dovrebbe fare l'anestesista lei? Sì, e perché? E perché fa? Sono 2 ore che sono distesa, ancora non ho sentito niente. Hai capito, Non ho sentito niente, capito? Hai capito? Ma è cosa? Ha capito subito che sono un professionista. Ah sì, ho capito sì. tutto, sì, ho Infatti, capito subito, guarda. quello Senti, è. ricordati piuttosto che domani dobbiamo fare il bypass al 21. E se non funziona? Bypass. Ah beh. Sì, 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 guarda. Senti, come va quello del 61 che ha 80 anni? No, se è 61 ne ha 46. Senti, non fare lo spiritoso, quello del 61 della stanza 61. Ah sì, ma guarda, cioè, è andato, pensa, è andato a leggersi il futuro sessuale, o tra parentesi, Sì. dalla maga nella palla di cristallo. Ma Ah, pensa, sì? Ma che cosa gli ha detto? Ha detto che con quella protesi così fragile ha poca possibilità di vita sessuale. Ho capito? capito. Ah, sai che ho fatto il bravo io, Cosa? Ho fatto bravo. Questa qua non è arrivata, questa della palla di cristallo, non è arrivata. Non sarà meglio se la dicevi più non arriva, no. lentamente. A Magari la prossima volta ma la dici un po' più... sforzatevi intanto, dai! Evviva la notte dei morti viventi! Bisogna scandire. Ascolta, a proposito, sì. no, a proposito, io ho fatto il bravo, Io ho fatto il bravo, No. Sono andato a donare il sangue. Oh, ma era ora, Ho c'avevi tanta donato il paura. Hai sangue. visto? Hai donato il sangue, hai visto che è stato facile donare il sangue. Il problema era fare il pacchetto, E schizzava dappertutto, Vabbè, dai, andiamo non avanti. capivo, cioè, e quello Sì. Senti, ma ti vedo con una faccia un po' triste in sti giorni. Cosa è per successo? forza, Cosa è successo? in reparto cardiologia, no? Problemi di cuore. Vabbè, lo so, il 27, No, sempre lui. il primario. No. È stato mollato dalla caposalva. No, quelli sì che sono problemi. Guarda che Problemi come di l'ha- cuore. come l'ha presa? È male, ha fatto un infarto. Oh, mi fa. C'è poco da dire. Ha fatto un infarto. La conosce anche lei la caposalva? Ha fatto un infarto, poverino. Vabbè, ha fatto la cosa, la riperfusione. No, ha fatto un infarto. No, dico, ha fatto l'angiografia. Abbiamo fatto l'università insieme. Abbiamo fatto patologia, anatomia, l'angiografia non me la ricordo. Ma no, l'angiografia. Io cosa ti ho detto? Abbiamo fatto patologia, cardiologia, ma angiografia non me la ricordo. Sì, ma non sta calmo che stai perdendo i pezzi. Calmino, Ho perso un pezzo. Il problema è sapere che cos'è. C'è un medico in sala per caso, perché qua. Ma scusa un attimo, Sì.
Gli esami, voglio dire, ha fatto gli esami. E sei primario e ha fatto il laureato, li avrà fatti sti esami, no? Solo che quando apri bocca tu, Ippocrate si rivolta nella tomba. E chi è sto ipocrita? Ippocrate è un medico dell'antichità. Medico, cura te stesso. Sì, però se si rivolta nella tomba si è curato male, E comunque ricordatevi, se siete preoccupati per i denti di vostra moglie, ricordate che è sempre meglio che abbia in bocca l'apparecchio piuttosto che il pilota. Arrivederci. Eccoci ancora qui. Eccoci a setacciare le migliori battute per voi. Vero Bruce? Sì, ne ho già pronta una. Sì, ma non mi freghi stavolta. Di che è quel portafoglio? Eccoci qua. Lo sai cosa fanno gli indiani una volta all'anno con i prigionieri? No. La fiera del bianco. Non l'ho capita. Vedi che ti spiego. La fiera del bianco. Il vino? Ma no, il vino. Il vino rosso allora. Vabbè. Allora. Salve a tutti, scusate la lunga assenza, ma ho appena finito una lunghissima lezione con un logopedista e uno stage di dizione. Ora Filippini, che si occupa dei miei testi, non mi fotte più. Hai capito, Filippini? Adesso fai quello che vuoi. Pizza, pazza, pozzo, anche puzza, così, un vezzo. Visto che ti attizza, sfiziati. La Z va via, liscia come l'olio. Che cosa mi hai preparato? Non ridere, che parliamo di rettili. Di rettili. Non avrai mica messo... No, perché passa rana, rospo, givini, non hai messo il vamar, Filippini, sei diabolico, sei una merda, una cacca, sei una cacca, va bene, Filippini? Buonasera, le canzoni come voi sapete sono importanti. Io ho scoperto che gli italiani non cantano più come una volta si cantava molto di più, si cantava in giro per strada facendosi la doccia. Quanti di voi qui cantano sotto la doccia? Vabbè, chi non si fa la doccia, chi canta nella vasca? Chi non canta mai? Vabbè, chi non si lava mai a questo punto, anche perché a furia di non cantare più sotto la doccia, le canzoni ne risentono. Vi faccio un piccolo esperimento. Dormo sull'erba, io di amici non ne ho, emano una puzza grande, i gatti scappano per l'odore attorno a me, chissà perché con me di donne generose non ce n'è, per questa mia puzza grande avrei bisogno senza dubbio di un bidet e una lavata a modo mio, avrei bisogno di lavarmi anch'io a modo mio. Io dentro un bagno ci starei da Dio, avrei bisogno di lavarmi anch'io, sì, però con che cosa? Con un sapone al calcare, al cifa ammoniacale, per scrostare la pelle e sciacquare l'ascella, e poi fuori dall'acqua devo disinfettare. Col vicinetto, bagni chiusi, non ho più speranza di me, c'è la notte più nera. Voglio una Nivea che mi idrata, di quelle creme fatte così. Voglio una Nivea, una pomata che mi rimetta in sesto, sì. Guarda che schiuma che riesco a fare, le bollicine le produco che è un piacere. Rosico
colore che posso fare, e il bagno schiuma già si mette a gorgogliare. E mettere un odore quando si fa sera, quando torni a casa dentro un forno di corriera, puzzi di sudore, fai l'indifferente, anche questa volta hai scordato il deodorante e vorresti urlare, non è mio l'odore, dar la colpa agli altri, accusare il controllore, dire il caldo non me l'aspettavo, giuro a casa dopo io mi lavo, mi sciacquerò per ore e perderò l'odore. E volevo chiamare i nostri ospiti su questo banco. A te. Se il telefono è la tua voce, lui è la nostra, Emiliano Trollese. E qua, arriva lui, Maurizio Ferraco. C'è la Ferrari, uno dei vanti dell'Italia, ma anche noi abbiamo una testa rossa, Anna Marcato. Per loro la vita è solo un lungo bongamoia, Paolo e Max. È caduto per caso da un cielo di battute. Siamo in zona Serafini, Roberto Serafini. Chiedo scusa, in zona Serafini un'ultima battuta. Abitiamo in una casa così piccola che non possiamo tenere libri con più di 150 pagine. È l'uomo che ogni donna vorrebbe nel proprio tritacarne, Dado Tedeschi! Se l'uomo sussurra ai cavalli, lei parla alle lumache, Paola Ruffo! L'America ce lo ha chiesto per farlo fuori. Pierpaolo Paganelli! Lo aspetta un'estate internazionale a una serata a San Marino. Tony Sentimento! Di loro già se ne parla per la mamma di Ado. È una favola di donna, Isa Gilla. Due medici mai stati in linea, Diego e Paolo. Marconi li ha visti e ha disconosciuto il brevetto della radio, Marco e Pippo. Ha scoperto le proprietà lassative del cabaret, Gianni Stoppelli. Il vero giallo è come si fa a suonare una chitarra simile, Fabrizio Canciani. E i nostri padroni di casa di stasera sono stati i Rospi! Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo il cortometraggio di Raccontare Mestre Solo un'ora in più di Blanca Estela Rodriguez. Faremo un bilancio dell'ultimo anno di attività dell'assessorato alla produzione culturale con l'assessore Luana Zanella. Ed infine l'agenda, con gli appuntamenti del Centro Culturale Candiani di Mestre per tutta la prossima settimana.
Ciao a tutti, sono Blanca Stella Rodriguez, regista di Solo un'ora in più. Il mio cortometraggio è principalmente narrativo e presenta la vita di una donna anziana che è nata lo stesso anno che è stata proclamata Mestre come città. È cresciuta durante gli anni di guerra. Il filmato inizia e culmina nella biblioteca civica dove Marcellina si ritrova per ricordare attraverso i libri la Mestre di ieri. La storia è stata scritta in base a elementi diversi, racconti delle anziane, il nome della protagonista Marcellina che apparteneva a mia nonna, inoltre lo scambio dei libri dove ho voluto lasciare la mia impronta, il mio paese di origine. Inoltre, anche se i mezzi sono stati discreti, penso di essere riuscita a comunicare l'idea che in una donna tutte le realtà di queste anziane. Ho voluto immergere allo spettatore nelle difficoltà di queste donne, la lentezza dei suoi passi, le sofferenze, le allegrie, la solitudine. Spero vi piaccia e buona missione. Scusa. Ciao Marcellina, che cos'hai? Niente, ero sopra pensiero, ma dimmi, come va? Bene, sai, sempre in fretta. Ma allora, quando ci troviamo? Vengo dalla biblioteca, sai che mi trovi alla stessa ora. Vedremo. Spero che coincidiamo un giorno. Ti saluto, cara. Ciao. Ciao. Dai, non vado via. Racconta, ti vedo nostalgica. Mestre, la sento come la mia gemella perché siamo nate lo stesso anno, il 1923, quando è stata riconosciuta come città dall'allora re Vittorio Emanuele III. Questo lo so perché alla scuola me l'hanno detto. L'ho vista nascere, innervosirsi, perché è passata da bambina ad adolescente, perché non si adeguava come me alla modernizzazione. Ho vissuto con lei in tante maniere e non sono una storica, ma la conosco meglio di qualcun altro.
Nella sua vita sono giunte tante persone, in particolare quando è stata invasa dalla ferocia. Per lei era un'esperienza strana, perché non era facile adattarsi alle nuove compagnie che arrivavano da diversi posti dall'Italia e dall'estero. Stavano costruendo tante strade che quando uscivo mi dava l'impressione di perdermi. Per me Mestre rappresenta uno specchio. Io vedo in lei la mia vita e lei in me quanto è vecchia. Noi due sappiamo quanto ci è successo. La guerra è stato l'evento che abbiamo condiviso. Eravamo adulte, mi sono sposata. Nel 1947 abitavo qui, sotto il cavalcavia, dove c'erano dei palazzi distrutti dalle bombe. E pensare che ho vissuto qui per 10 lunghi anni. Sono nata povera e lo sono ancora, però ho lottato sempre per mandare avanti la famiglia. Cara mia, la vita non è stata facile, ma mio marito è stato un grande uomo e abbiamo saputo affrontare tutti gli ostacoli assieme. Abbiamo fatto tanti sacrifici per avere quel poco che c'è. Non mi è mancato mai un posto dove vivere, però il più brutto è stato quell'abitazione. Il bagno era all'esterno, per tutti. I zingari erano i miei vicini. I miei figli non avevano intimità, una propria camera e quando pioveva si bagnava dappertutto. È stata dura. Sai, ogni volta che passo da quelle parti mi ricorda quando ho avuto mia figlia. C'erano tempi difficili e l'unico trasporto che avevo era la mia bicicletta. Immagina! Mi si erano rotte le acque e sono andata col pancione pedalando. Non c'era il modo di avvertire mio marito. Sono partita da casa mia con i dolori e subito mi sono recata all'ospedale Umberto I. È stata tutta un'odissea. Però, dopo l'arrivo della mia primogenita, mi ha dato grandi soddisfazioni. Che allegria! Ho iniziato con i problemi fisici dopo la morte di mio marito. Stavo sempre poco bene e i dottori sanno già chi sono quando mi vedono arrivare. Infatti, con tutte le mie malattie all'ospedale mi conoscono come una di casa. Faccio un esame dopo l'altro, alla gola, agli occhi, alla schiena, alle braccia, ai piedi. Devo prendere sempre medicinali e stare calma, perché qualche emozione forte può provocarmi un attacco cardiaco. La vecchiaia proprio ti fa star male. Comunque il coraggio è una cosa che ancora ho. Ciao, ma sei sempre qua? Leggo, guardo, vedo così tutti i cambiamenti della mia città. Sai che un regalo è per te? Anch'io servo una cosa per te. Ah sì? Ti sarà strano che io dica questo venendo da una vecchia come me. Vorrei avere più forza per stare ancora qua e vedere quanto crescerà la mia città. Magari. Dammi solo un'ora in più.
sería feliz si solo pudiera recuperar. Hey, 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 si solo tuviera un lugar. Ah, 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 tiempo suficiente. Vaya otra vez, vida suficiente. Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città. Quest'oggi tracciamo un bilancio della produzione culturale del Comune di Venezia con l'assessore alla produzione culturale Luana Zanella. In primavera abbiamo chiuso il bilancio del Comune di Venezia e devo dire con una certa soddisfazione perché è stata prevista una posta di bilancio nuova relativa alla produzione culturale, produzione teatrale, spettacoli dal vivo, eccetera, che ci consentirà per la prima volta di essere davvero coproduttori di opere teatrali, di eventi e in particolare per la valorizzazione delle realtà artistiche locali e quindi noi dobbiamo tenere in considerazione che cultura è anche professionalità, è anche un lavoro, è anche occupazione per veramente un gran numero di giovani e ovviamente non solo giovani. Ma poi c'è anche un altro discorso da fare. Quest'anno noi ci apprestiamo e qui al Candiani c'è il cuore di questa attività di ricerca e di produzione, appunto, una grande mostra sulla terraferma su Mestre. Il laboratorio di Mestre Novecento ha qui, come dicevo, il proprio cuore, il proprio cervello. In autunno, in occasione della grande festa che ogni anno facciamo del settembre mestrino, apriremo questa mostra che sarà un evento di importanza, direi storica per la città. Avremo la possibilità di leggere la trasformazione del nostro territorio, ma non soltanto questo, ci saranno anche eventi, ci saranno convegni, ci saranno tante opportunità per capire di più questa città e per una collettiva rilettura di quello che è accaduto, per ripensare anche a come, e qui mi riferisco molto a Marghera, all'area industriale, a come ripensarla e proiettarla nel futuro. Il Candiani negli ultimi mesi è stato assolutamente al centro di una trasformazione profonda e che intendiamo consolidare e rafforzare se possibile. Il centro culturale, appunto, Candiani è innanzitutto pensato come un luogo della contemporaneità, un luogo dove molte sono le attività e anche di vario genere, che devo dire ognuna anche abbastanza contenuta dal punto di vista dei costi, e questo permette appunto di aprire il più possibile a collaborazioni, all'associazionismo culturale che a Mestre è davvero molto vivace, e a sperimentare possibilità nuove perché questa realtà appunto del Candiani deve essere attraversata anche dal rischio che è legato alla forma artistica diciamo più proiettata nel futuro, a linguaggi che sono linguaggi di ricerca e sì, che appunto non sempre hanno il loro pubblico già ben consolidato, e anche alla possibilità di espressione di tante realtà che sono più difficili e che meno hanno accesso ai luoghi pensati
per l'espressione consolidata o per gli artisti più affermati o quelli che vengono ospitati nei musei molto prestigiosi della nostra città storica. Ecco, quindi Mestre anche come luogo in cui si promuove produzione, si promuovono i nuovi linguaggi e si ricerca assieme agli artisti locali e naturalmente agli artisti che in Mestre trovano una possibilità in più per la loro espressione. Il sogno nel cassetto sono le istituzioni indispensabili, culturali indispensabili per la nostra città, e quindi il museo della terraferma e che racconti la terraferma ma non solo, un museo che quindi è un museo aperto a tutta la realtà soprattutto del nord-est, una nuova biblioteca, e anche questo è un sogno che spero si realizzi davvero a breve, e un centro Candiani che sia al pieno di se stesso e quindi ancora più frequentato, ancora più capace di essere internazionale, se non soltanto nazionale, come in realtà già è.